Una giornata bella per lo sport agrigentino, quella che si è svolta ieri presso il campo sportivo Esseneto, che ha visto svolgersi la partita biancazzurra con una giornata ricca di avvenimenti mirati a raccogliere fondi per la mensa della solidarietà di Agrigento. Una partita che ha visto presenti le leggende dell'Acras, ex di Eccellenza e Leo Star Sicilia, nel mezzo la premiazione delle scuole calcio agrigentine. Quindi la consegna dei trofei alle squadre che hanno partecipato all'evento sportivo. Mister Pino Rigoli qui ritorna all'Esseneto per questo incontro con la partita dei biancoazzurri, una emozione vederla sicuramente, sperando chissà un domani. L'emozione è pure mia, perché tornare qua è sempre qualcosa di bello, di straordinario, di emozioni vissute. Mi auguro che il futuro dell'Agragas possa essere roseo, che si possa ricostruire, che da oggi possa scattare quella scintilla giusta per far ripartire questa nuova società. Mister De Carlo, allora, anche tu qui? Era quasi impossibile non esserci, perché quando si parla di solidarietà Alessandro De Carlo è presente. Qui non sono in veste di mister, ma sono in veste di uomo di sport che ha sposato la causa anche nell'organizzazione, che poi gestisco io, i ragazzi dell'Agragas. È una cosa che vale poco, ecco. È una partita di festa sotto Natale, era giusto fare questa beneficenza per la mensa della solidarietà e ci siamo, questo era importante. Una bella iniziativa in favore anche della mensa della solidarietà? Sì, la bella iniziativa in favore della mensa, però penso che sia anche una bella iniziativa in favore, diciamo, dello sport puro e del desiderio grande di ripigliare quota. Forza l'Agragas, e penso che se lo meritino i tifosi dell'Agragas e l'Agragas in sé, quindi penso che l'iniziativa è sì in favore della mensa, ma in favore anche, diciamo, di chi crede nello sport e vuole che la città di Agrigento abbia il suo sport preferito. Sono appena uscita, ho giocato i miei 10 minuti e sono contenta di esserci per una causa così nobile quale quella della solidarietà, ed è bello vedere come lo sport in questo caso serve anche per qualcosa di bello e di buono, no? Come aiutare chi è meno fortunato di noi nella vita. Come valuta questa iniziativa, mister? Bellissima, come sempre noi ci troviamo sempre a queste iniziative, ci fa sempre piacere, anche se speravamo di avere un po' più di pubblico, ma capisco che è un giorno feriale e purtroppo la gente lavora, però dicevo, è importantissimo farsi trovare. Noi ci siamo sempre trovati in passato, ci troviamo oggi e ci troveremo sempre nel futuro. In più è bello pure venire in un campo dove ho giocato 5 anni a indossare questi colori che sicuramente ci fanno piacere. Devo dire che sono stata felicemente coinvolta in questa straordinaria iniziativa di solidarietà, di amore per il prossimo, un contributo veramente che in questo momento ci arricchisce, ci rende veramente orgogliosi di quello che oggi abbiamo fatto per chi in questo momento è meno fortunato di noi. L'avvocato Castronovo ha ritenuto di partecipare a questo evento, lei lo ricordiamo in tanti, è stato quello che ha portato l'Agragas in Serie C, se non ricordo male. No, diciamo che sono stato quello che insieme ad altri amici abbiamo fatto nascere l'Agragas Città dei Templi, l'abbiamo portato in eccellenza, poi ho proseguito per altre esperienze sportive, però il cuore è sempre qua ad Agrigento e quando ci sono queste iniziative lodevoli per la solidarietà cerchiamo di dare il nostro contributo. Insomma, si possono trarre le conclusioni di questa giornata dedicata allo sport, alla solidarietà? Sì, una giornata bellissima dal punto di vista climatico, una giornata bellissima dal punto di vista della solidarietà, perché in prevendita abbiamo venduto per fortuna tantissimi biglietti, e anche se la risposta del pubblico ad Agrigento sugli spalti non è stata come dire, su misura per quelle che sono state le presenze in campo di tantissimi giocatori che hanno scritto pagine importantissime di questa partita. Sono venuti tantissimi giocatori importanti che ancora giocano, come Catania, come Zibert, come Desiderio Garufo, come Agatino Chiavaro, e per non parlare dei più anziani, Colucci. È stato uno spettacolo vedere giocare, che ne so, Colucci assieme a Ciro Capuano, piuttosto che Gaetano Pasquale Iacono con Ciccio Nobile, con tantissimi altri che sono arrivati oggi. È meraviglioso, soprattutto anche la presenza di Leo Star Sicilia, che hanno dato un altro valore a questa giornata di beneficenza.